Amici di Gazzetta Regionale, siamo qui con Simone Bottaro, allenatore della Lodigiani, che ha vinto al termine di una partita infinita contro il Grifone per 4-3 nel primo turno playoff. Mister, vi siete fatti riprendere per 3 volte e alla fine, quando nessuno ci credeva più, neanche forse i ragazzi, è arrivato il guizzo vincente. Che partita è stata? Ma è stata una partita, come avevamo anticipato, vibrante, quindi sono contento di aver indovinato il pronostico. Loro sono fortissimi, credo che ci hanno messo in difficoltà soprattutto con certe situazioni forse studiate, sono stati molto bravi, molto precisi, noi siamo stati meno bravi su questo. Credo che con la palla in movimento noi abbiamo interpretato la partita in maniera forse migliore, mi permetto di dire migliore. Complimenti vanno a loro perché sono una squadra forte, forse peccato esserci incontrati ai quarti, però questo era il calendario, quindi va bene così. È stata una partita lunghissima, risolta solo nei supplementari. Nel secondo tempo avete perso 2 giocatori importantissimi come Luttazzi e Leoncavallo, che hanno fatto la differenza nel primo tempo per la stanchezza. Però hai trovato, ecco, la soluzione anche dalla panchina, che è la forza un po' di questa squadra, no? La forza di questa squadra è l'incoscienza, veramente. L'incoscienza è il fatto che abbiamo fatto 2 cambi difensivi, due difensori per 2 giocatori offensivi. Siamo riusciti a creare una palla sporca, perché 10 minuti supplementari sono veramente pochi, ce ne siamo accorti, quindi siamo contenti. Potevamo far gol nel primo tempo supplementare con Gentili, il portiere è stato bravo, e quindi poi il secondo tempo era di nervi, abbiamo mostrato di averne tanti. Adesso arriva l'Urbe Tevere, fuori casa anche questa, 1-0 all'andata per voi, 1-0 per loro al ritorno. È la bella. È la bella, sì, penso loro è una buona squadra, una ottima squadra, li conosciamo, un ottimo mister, e ci andiamo a divertire, ci giochiamo alla bella e vincerà sicuramente chi farà meglio. Grazie e complimenti. Grazie a voi.